di imprese ancora riesce ad essere ancora risolta di questo paesi praticamente che hanno sempre dato il massimo al nostro paese per quanto riguarda la cultura. Certamente non saranno i cinesi né i russi che noi abbiamo, perché non amano assolutamente la cultura, amano mangiare, fare il bagno, perché per il turismo balneare, quindi puntare principalmente su quelli che sono i mercati tradizionali. Passerei un attimo perché prima si parlava di beni culturali. Noi come beni culturali e turismo siamo tutti catalogati, inseriti nell'asse 3, sono 7 gli assi del Fondo strutturale europeo, e nell'asse 3 praticamente la dotazione per questo settore nostro è di 1.304 milioni circa. Noi abbiamo sempre chiesto, vi ricordo da 20 anni che chiediamo, l'unificazione di due assessorati, quello dei beni culturali e quello del turismo. Cultura e turismo dovrebbero andare in parte, cosa che non siamo mai riusciti ad ottenere. Sono stati presentati dei disegni di legge, ma alla fine i vari presidenti delle regioni per andare a dividere la forza e assegnare più assessorati possibili, addirittura hanno dato oggi l'assessorato al turismo l'hanno diviso in più pezzi, eliminando le competenze come ha fatto il governo nazionale, che ha abrogato il Ministero del Turismo, perché il turismo adesso non esiste, non ha fondi, non riesce assolutamente a fare le politiche, le competenze esclusive che ha in Sicilia le ha perse totalmente, perché sono state trasferite una parte alle attività produttive, una parte ai beni culturali, un'altra parte al territorio e così via, l'assessorato al turismo, e questa è stata una delle cose che noi non abbiamo assolutamente condiviso, però il governo è andato avanti lo stesso perché non ha avuto nessuna considerazione per questo settore e non l'ha avuto mai e non l'avrà mai, perché io ho detto nella conferenza regionale del turismo a Palermo, eventualmente Italia di segnali che lo metto, nella conferenza regionale del turismo, che noi abbiamo una macchina da condivisione, una bellissima Ferrari, la teniamo in garage, non abbiamo né il pilota né tantomeno la benzina per poterla fare la macchina, quindi se dobbiamo continuare ancora a fare in garage, e questa è la cosa peggiore, perché la Sicilia, così come documentata da tutte le dichiarazioni, da tutte le interviste, dalla Repubblica, può ancora partire alla grande, nonostante i numeri visibili delle presenze che noi registriamo rispetto a quello che noi potremmo registrare, perché abbiamo un'occupazione media su base annua che non supera il 20%, perché se voi calcolate 200.000 posti letto per 375 giorni, subito fate il calcolo, sono 73 milioni, sono 14, e sono il 20%. Grazie Mario Bolognani. Professore Bolognani, e io Presidente, io sono il distretto da Minette nel Consiglio d'amministrazione, cerco ogni tanto di dargli in aiuto, ma lui è una persona veramente talmente preparata che non ha bisogno di aiuto di nessuno. Vero Mario? E poi praticamente per quanto riguarda i fondi, la Regione siciliana non riesce a spendere i fondi comunitari, è riuscita ad impegnare, non a spendere, soltanto il 13,4% dei fondi comunitari, dei 6,5 miliardi del fondo del FEDER, no? E praticamente anche lì, per quanto riguarda il turismo, la misura 3314, questa è emblematica, l'ultimo finanziamento che sarà al 2006 aveva destinato 134 milioni e 700 mila euro. Stiamo ancora aspettando le graduatorie che non sono venute fuori, e da informazione assunta proprio ieri, praticamente le graduatorie prima di dicembre forse non usciranno, ci sarà un governo di generica. Io so perché ho parlato ieri proprio con l'assessorato regionale all'attività politica, e mi hanno detto che prima di dicembre, se tutto va bene, praticamente
anche perché faranno una conferenza con le province, perché le province devono dire la loro, insomma stanno prendendo tempo. La verità qual è? Ci sono 800 e più progetti che sono stati approvati, non si vede. Gian Guerri, che questo è nella mano, quindi a proposito dei fondi comunitari, 125 milioni, di questo 1 miliardo 304 e 325 milioni non saranno erogati, anche perché l'impegno di spesa di tutti i fondi comunitari deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre del 2013. Possono essere anche spesi nei 2 anni successivi, però vanno comunque impegnati entro il 2013. Ce la faranno? Siamo al 13%. Io ritengo di no. Io sono più che convinto che questi fondi ritorneranno all'intento, questo sono di no, perché noi abbiamo stata come europea e ce le ritorniamo. Ma è la responsabilità di perché cercano di dire, io non vado a cercare responsabilità. Allora c'è una mancanza totale, mancanza totale di capacità di spesa da parte della regione, di vari assessorati che potrebbero rimodulare i fondi con lo scorrimento delle graduatorie, perché nel turismo ci sono 800 progetti, con 125 milioni, quanto ne finanzieranno? 30? E gli altri 800 che fine farà? Testimoniare che nel settore dei culturali si sta procedendo a questa rimodulazione perché ci sono risorse sperate. Allora, ora vi spiego, anche sui beni culturali, si sta pensando oggi e si discute sulla rimodulazione dei fondi comunitari 2007-2013. Gli altri paesi non parlano di rimodulazione, hanno già pronti i programmi 2014-2020. Noi discutiamo di rimodulazione mentre gli altri sono 100 anni più avanti a noi, perché hanno già speso i fondi comunitari di loro competenza e poi avranno la premialità e si prenderanno anche le nostre risorse. Questa è la mala verità. Non voglio entrare nel merito dei singoli atti di intervento perché ci sarebbe veramente da lanciare. Per quanto riguarda poi i beni culturali, voi sapete che il Ministero il 26 giugno, proprio recente, ha finanziato il Mezzogiorno con 300 milioni di euro. Questi 300 milioni di euro sono andati anche alla Sicilia, in parte a Palermo, nella zona del Trapanese e Ravenna, nella zona del Messinese, Mario non San Paolo, nella zona del Messinese non c'è neanche un euro. E non è solo questo. C'è un altro bando altrettanto importante, questo qui della culturale, turismo e prodotti di base culturale, scadenza 28 settembre 2012, durerà massima dei progetti 18 mesi e con un cofinanziamento in euro del 75%. Questo praticamente esiste ancora oggi, ma io ritengo e credo che i vari comuni, non so quanti, riusciranno poi a farne richiesta, perché probabilmente non sanno neanche compilare i modi, perché non potuto verificare personalmente. sono incapaci. Ora, tutta questa incapacità ricade purtroppo sulle nostre teste, sia imprenditori, sia cittadini, perché alla fine... Meno 20% rispetto al totale del movimento turistico in Italia negli ultimi 10 anni e la tipologia che è cresciuta maggiormente la presenza italiana sono cresciute del 17% e quelle del 54%. Negli ultimi 2 anni il turismo culturale è cresciuto del 20%. Voi potete vedere qui nella tabella che è stata proiettata che il 20% rispetto al totale del movimento turistico in Italia, questo è in Sicilia, sì. Negli ultimi 10 anni è la tipologia che è cresciuta maggiormente, le presenze italiane sono cresciute del 17% e quelle degli stranieri del 54%. Quindi questi sono dati che sono ISNAC, quindi sono dati ufficiali. Negli ultimi 2 anni il turismo culturale è cresciuto del 20%, quindi questo è un dato sicuramente molto positivo. Per quanto concerne il tema a me assegnato
sulla provincia di Messina. Ecco, la provincia di Messina può vantare un patrimonio storico, artistico, storico-culturale, eccetera, di notevole valore. Voi sapete che la provincia di Messina, da Giardini alle Olie, praticamente rispetto a tutta la Sicilia al primo posto, anche come presenze turistiche, oltre che come patrimonio artistico-culturale. Viene sfruttato in maniera giusta? Io credo assolutamente di no, perché l'abbiamo visto, noi altri lo vediamo con i nostri clienti, non solo stranieri ma anche italiani. Le offerte culturali che dovranno essere promosse nel nostro territorio però dovranno avere